un giorno importante, quello di oggi qui in Toscana, è un giorno di grandi rientri nel mondo femminile che pedala. Dal 1975 la IMPA Sottoli fa il suo nuovo ufficiale ingresso nel mondo del ciclismo agonistico, rientra un brand importantissimo come quello della Bianchi, al fianco di importanti atleti in questo progetto tutto toscano voluto da Edita Pucinskait e da Marco Lucchi e da tutti i collaboratori della formazione di Massa e Cozzile. Rossella Ratto, punta di diamante di questa formazione, che potrà giocare le proprie carte praticamente su ogni tracciato, in ogni occasione, lungo un calendario molto ampio ed estremamente qualificato di prove internazionali, in modo particolare con tantissime giovani pronte a dire la loro e pronte a debuttare nella nuova massima categoria. Andiamo allora a scoprire la nuova IMPA Bianchi Giusfredi.
Valentina Bastianelli, nuovamente qui in Toscana, nuova squadra, nuove motivazioni, nuovi stimoli, si chiama IMPA Bianchi Giuffredi, la tua nuova avventura nella massima categoria femminile. Sì, diciamo che quest'anno ho trovato un team molto attrezzato, equipaggiato e cercherò di dare il meglio sia per la squadra che per raccogliere qualche risultato. Sicuramente avrai questo doppio ruolo, insomma, correrai un po' per te stessa, per cercare il massimo risultato, tu che hai già provato a vincere tra le elite, e sarai ovviamente di supporto alle più giovani. Beh sì, cercherò prima di aiutare Rossella, che sicuramente sulla carta sarà il capitano in diverse gare, poi di insegnare ai giovani e di raccogliere qualche risultato durante la stagione. Un po' a tutti gli effetti stai diventando una veterana, insomma l'esperienza non ti manca, gli anni nella massima categoria trascorrono. Obiettivo personale per questo 2015? L'obiettivo sicuramente è il campionato italiano, poi se verranno altre gare va bene uguale. Claudia Cretti pronta al debutto tra le elite in questa nuova IMPA Bianchi Giuffredi, tu che vieni dalla pista e non solo, con tanti successi anche tra le junior, un debutto in una squadra davvero molto ben organizzata che ha in Rossella Ratto la leader, ma voglio dire anche per voi giovani sicuramente c'è spazio. Sì, sono contenta di essere accasata in questa squadra, secondo me è un'ottima formazione e soprattutto quello che cercherò di fare quest'anno è cercare di capire come muovermi, fare tanta esperienza e soprattutto dare una mano alla squadra. Strada e pista per te continueranno ad andare d'accordo, ad andare a braccetto, oppure farai una scelta più decisa? No, sicuramente voglio continuare sia con la strada che con la pista perché comunque secondo me sono due discipline complementari e riesco a raccogliere abbastanza soddisfazioni in entrambe le cose. E su strada ti aspetteranno gli sprint di gruppo, le volate che sono un po' le tue specialità? Ci proveremo. Anne Santesteban, sei innamorata dell'Italia, ancora quest'anno qui da noi con una squadra nuova. Sì, l'anno scorso è stato un anno bellissimo per me e volevo continuare qua in Italia. Intanto hai imparato benissimo l'italiano, continuando a correre e a vivere qui da noi, campionessa di Spagna nel 2013, i tuoi obiettivi per quest'anno in questa nuova IMPA Bianchi Giuffredi? Dai, l'italiano devo ancora migliorarlo, però sì, lo spagnolo e l'italiano è abbastanza simile e cerco di parlarlo in italiano. Quale corse vuoi vincere quest'anno? Vincere tutte, però cerco di fare il 100% e lavorare per la squadra e vedremo se possiamo fare qualche bel risultato. Anna Trevisi, nuova squadra anche per te, rimani in Toscana dopo la parentesi dello scorso anno, nuovi stimoli in una squadra che davvero ha tutte le carte in regola per fare non bene ma benissimo. Sì, ho deciso di ritornare in Toscana, a terra di ciclismo, quindi non potevo non tornare. Nuova squadra, nuovo progetto, il gruppo è partito bene, quindi si spera di fare un'ottima stagione. Le tue ambizioni, più atleta tra virgolette uomo squadra, quindi a disposizione un po' delle strategie del direttore sportivo, a disposizione di Rossella Ratto, o più velocista di punta che sostanzialmente in punta, diciamo, mira a fare il risultato per sé? No, diciamo che una squadra è un gruppo abbastanza completo, quindi io sarò un po', diciamo, faccio gruppo sostanzialmente, vediamo come andrà la stagione, a seconda dei periodi di forma di ognuna si deciderà, si valuterà, siamo tutte abbastanza complete e veloci, quindi c'è spazio per tutte e ognuno dirà la propria. Nel tuo palmarès c'è già un titolo europeo e un pensierino magari alla maglia azzurra? Sì, ecco, quello sì, mi piacerebbe tornare un attimo ad avere la maglia azzurra, quindi ci impegniamo e vediamo. Terzo anno tra le elite per Anna Zita Maria Stricker, terza squadra. Per te che ormai stai diventando sempre più un atleta importante, pronta al salto definitivo in questa categoria, pronta a conquistare quei successi che già tra le junior ti avevano messa in evidenza? Sì, quest'anno, diciamo questo inverno ho lavorato veramente bene sia in palestra sia sulla bici e mi sono spostata, sono andata anche a Formia con la nazionale, poi sono stata in Spagna e diciamo per adesso non posso lamentarmi, mi sono preparata bene e quindi non vedo l'ora di partire per la stagione. Tutto procede bene? Sarai già subito nel massimo della forma con l'avvio delle gare? Beh, massimo magari no, però diciamo che mi sono preparata bene per partire bene, poi forte si vedrà. Allora, lungo tutto l'arco del 2015 ti chiedo un solo obiettivo, il più importante e il più bello, quello che vorresti raggiungere soprattutto e avanti a tutto.
Beh, direi la convocazione al mondiale sarebbe proprio il massimo del massimo, però diciamo anche qualche risultato personale in qualche gara importante non sarebbe male. Alice Maria Arzuffi, dalla Lombardia alla Toscana, dal ciclocross alla strada, anche tu pronta per una nuova avventura, fresca della maglia rosa del Giro d'Italia di ciclocross, fresca del titolo italiano Under 23 di ciclocross, insomma una campionessa nel mondo dello sport invernale del ciclismo che probabilmente lo sarà anche su strada. Sì, ho appena finito la stagione del ciclocross, è andata veramente molto bene, sono decisamente soddisfatta, però non è finito qui, insomma, voglio cercare di dare il meglio, anzi lo darò sicuramente anche durante la stagione estiva e voglio anche portare a casa, insomma, qualche risultato importante. Anche tu cambi un po' aria, dalla Lombardia alla Toscana, non è una questione solo di residenza, ma anche una questione di squadra. Sì, ho cambiato aria e mi sembra veramente una squadra molto bella quella in cui mi trovo adesso, le bici sono fantastiche, anche l'organizzazione è perfetta, sono veramente contenta. Non manca nulla, allora Alice, bisogna solo pedalare, far fatica e vincere. Sì, esattamente, tanta fatica e grinta, quello che ci vuole per vincere. Rossella Ratto, bentornata a casa, lasciamelo dire, quando parlo di casa per te qui in Toscana, qui a Massa e Cozzile, qui a Vangile, parlo di casa ciclistica. La tua famiglia del pedale è qui, tu hai voluto tornare qui dopo 2 esperienze differenti tra di loro, un'esperienza interstraniera, un'esperienza italiana, e proprio qui alla Giusfredi di Casa Lucchi ritenti la scalata ai vertici del ciclismo mondiale. Sì, c'è stata una grande opportunità e sono contenta di averla colta. Spero anche di riuscire a dare onore agli sponsor e quindi di fare un'ottima stagione. Stagione che nel 2014 è chiusa alla grande, dominando sul San Luca il Giro dell'Emilia, e quando vinci l'ultima corsa passi l'inverno felice, passi l'inverno tranquilla nell'attesa della stagione successiva. Obiettivi? Gli obiettivi ovviamente sono le prove di Coppa del Mondo e ci terrei tanto a far bene a Plouay perché l'anno scorso ho visto che è davvero una gara impegnativa in chiave mondiale e rivelatrice, direi. E quindi per la seconda parte di stagione ovviamente Plouay mondiale, per la prima vediamo un po' cosa riusciamo a combinare nel mese di aprile. Ma la strada al mondiale era già tracciata bene a Firenze con quel bronzo sempre qui in Toscana che ti ha sempre visto protagonista, quindi c'è già un feeling ben consolidato con la prova iridata. Sì, per ora è andata sempre bene, speriamo che anche quest'anno sia lo stesso e per me è molto più facile prepararmi la seconda parte di stagione perché arrivo dalle gare, quindi esperienza o non esperienza, meno male correndo ti alleni. In inverno invece è più delicata la situazione, bisogna gestirsi e quindi ogni anno imparo qualcosa. Sei un po' la punta di diamante di questa squadra, lasciamelo dire, ne parlavo prima con Dedita Puccinskaite, è costruita molto bene. Ognuna ha un ruolo, ognuna ha un posizionamento tecnico e tattico in squadra, c'è un'amalgama eccezionale, un'età media molto bassa, tutti ingredienti che davvero vi possono vedere protagonisti fin dall'avvio. Sì, siamo un bel gruppo, siamo molto unite e nonostante le diverse nazioni riusciamo lo stesso a parlare tutto italiano, per cui questo è ancora più facile. E abbiamo diverse caratteristiche, siamo tutte abbastanza veloci, quindi anche in fuga possiamo dire la nostra e credo che potremo giocare con diverse tattiche. Nella presentazione un po' personale che ciascuna di voi, te compresa, avete fatto, mi ha colpito molto il fatto quando hai sottolineato che la squadra durante la stagione diventa una sorta di seconda famiglia, dove devi condividere, dove devi scambiare opinioni, stati d'animo, è proprio così la squadra. Sì, è una cosa che ho imparato l'anno scorso, è proprio quella, che si va tanto in giro per le gare, siamo sempre tra di noi ragazze, quindi a volte magari non riesci a parlare tramite WhatsApp o Skype con i tuoi amici, quindi il compagno di squadra diventa davvero un amico fondamentale ed è importante che ci sia un rapporto di trasparenza e di rispetto tra di noi perché così con la serenità si va più forte. Lasciami dire che diventi testimonial anche di una squadra, tu bergamasca della Val Seriana, che ha accolto uno sponsor in buona parte di provenienza bergamasca come Bianchi, quindi è un connubio e un'unione importante quella che ti vede pedalare quest'anno su biciclette Bianchi. Sì, direi che ho la squadra di casa perché la casa ciclistica qui in Toscana è la casa vera e propria a Bergamo, per cui
Mi sento proprio in famiglia. Bianchi è uno sponsor eccezionale, è stato molto disponibile, i materiali sono una cosa... Io non riesco a smettere di stupirmi. Ogni volta la bici mi scorre via e dico ma fermati perché sennò vado dritta nelle curve. Per cui speriamo che quest'anno vada davvero bene. Ti chiedo per un attimo di volare un po' con la mente, con i progetti, con i sogni, un solo obiettivo, quello più importante, secco 2015. Mondiale. Monica Loverso, team manager, direttore sportivo di questa nuova INPA Bianchi Giuffredi. Prima con Rossella Ratto parlavamo di un vostro ritorno a casa, perché Masse Cozzile e Vangile vi hanno già visti protagonisti assoluti quando Rossella correva nelle junior. Avevate scelto Masse Cozzile per il debutto di Rossella tra l'elite, 2 anni di esperienze all'estero, in Italia. Si allargano le spalle, come si dice in Lombardia, si fa esperienza, ma poi si ritorna dove batte il cuore, dove ci sono gli amici, dove probabilmente progetti e idee prendono forma e si concretizzano. Ed eccoci qua. Assolutamente vero, vabbè, noi qua siamo appoggiati da un gruppo sportivo, c'è una forte amicizia e chiaramente una coesione che ci permette di lavorare bene per un progetto così importante. C'è stato molto da lavorare, ma siamo soddisfatti effettivamente di quello che siamo riusciti a ottenere. Un lavoro che prima ancora di cominciare la stagione sta dando ottimi frutti, perché grandi aziende come INPA, colossi del mondo del pedale come Bianchi, hanno detto subito sì al vostro progetto, che è fatto da 11 atlete. Rossella chiaramente diventa il punto di riferimento per risultati, per esperienza, per potenziale, ma accanto a Rossella una rosa davvero molto competitiva, ben assortita sotto l'aspetto tecnico, a ciascuna il suo ruolo, e quindi gli ingredienti per partire dalle strade bianche e dalle corse che verranno sono davvero ottimi. Sì, assolutamente. Quest'anno Rossella ha delle compagne di squadra che secondo me, al di là del fatto che troveranno soddisfazione anche loro, ma potranno comunque aiutarla, ma poi ci sono atlete valide come la Sant'Esteban. Ho visto molto bene quest'anno anche la Valentina Bastianelli. Stiamo lavorando veramente bene, mi piace tantissimo il gruppo, si trovano bene tra di loro e insomma promette tutto bene. Che direttore sportivo è Monica Loverso? Questo dobbiamo chiedere alle ragazze. Io spero di essere abbastanza empatica, sempre nel limite, nel senso che l'empatia va bene, però massimo rispetto sia da parte loro che da parte mia. Il lavoro è una cosa importante e ci va, come dicono, il pugno di ferro e la carota per ottenere il massimo dei risultati. Nella giostra delle opinioni che prima abbiamo fatto con le ragazze, ciascuna ha dato un po' un suo obiettivo. Non ci nascondiamo, Rossella ha detto punto al mondiale perché vanno meglio nella seconda parte di stagione, perché il mondiale lo sento mio, perché so cosa vuol dire salire sul podio, e ciascuna ha dato un po' la sua versione di questa bella stagione. Qual è invece l'obiettivo di Monica Loverso, visto dall'abitacolo dell'ammiraglia, visto dal volante di chi guida, e non è solo una questione di volante, tutte queste ragazze? Allora, sostanzialmente il primo obiettivo è quello di riuscire a riuscire a fare effettivamente un gioco di squadra, perché secondo me nelle donne non sempre c'è questa riuscita, mentre potrebbe essere davvero la nostra carta vincente. Quindi avere un bel gruppo unito, insomma, che hanno voglia di lavorare uno per l'altra. Poi sono sicura di riuscire a mettere davanti qualcuno di loro, e per alcune anche solo dei piazzamenti saranno una grande soddisfazione sia per noi che per loro. Oggi ci godiamo questa bella presentazione, ma poi si ricomincia subito a pedalare e a guidare la macchina dietro le ragazze. Sì, abbiamo già fatto un piccolo assaggio in questi giorni, siamo andati a provare ieri le strade bianche con chi era interessato a farlo, e vabbè, io sulla Miraglia mi sento a mio agio davvero, mi piace stare con loro, ogni tanto qualche urletto esce fuori, però fa parte del mestiere. Edita Pucinskaite, sei un po' la madrina di questa squadra, non intendo soltanto madrina per questa inaugurazione, ma hai fatto parte di questo progetto, l'hai voluto, lasciami dire, l'hai un po' partorito con tutti i dolori e i momenti difficili del caso, ma ora davvero si inizia a raccogliere sponsor importanti, atlete di tutto rispetto, una direzione tecnica che penso non abbia eguali in fatto di crescita delle giovani, e soprattutto tanta passione tua e dei dirigenti di Masse Cozzile. Il cerchio si chiude davvero e si chiama INPA Bianchi Giuffredi. Hai già detto tutto e adesso iniziano le gare e cerchiamo di onorare tutti insieme questo nome importante, questo nome storico che è INPA, ritorno dall'INPA nel ciclismo, Bianchi 130esimo, quindi un'azienda veramente storica che ci onora, e Giuffredi, una società, diciamo, che dal 1958 opera nel mondo del ciclismo. Io questo progetto voluto insieme a Marco Lucchi, il nostro presidente,
mi fa un certo effetto, certo trovarsi d'altra parte, però è bello, mi emoziona e cercherò di trasmettere tutte le esperienze a questi giovani promettenti atleti e vedremo cosa riusciremo a raccogliere primo anno. Si tratta di un progetto biennale e in bocca al lupo, ecco, in bocca al lupo a tutti noi. Con le atlete abbiamo parlato un po' delle loro ambizioni, dei loro sogni, dei loro desideri, del loro stare insieme. Tu invece ti occupi della parte più delicata ma importante dell'immagine, della promozione di questa squadra e anche qui siete partiti col piede giusto. Un'ottima campagna di comunicazione, la capacità di mettere i riflettori mediatici subito sopra di voi. Sì, l'immagine è sempre più importante nel mondo di oggi, mondo molto veloce, quindi anche su questo vogliamo essere molto professionali. Quello che conta per noi è di presentarsi bene e di portare in alto, anche sotto tutti i punti di vista, questa maglia. E allora da chi ha vinto un mondiale nel 99, un tour nel 98, 2 giri d'Italia 2006-2007, un solo consiglio ma importante a queste ragazze che tra qualche settimana scenderanno sulle strade, guarda caso toscane, delle strade bianche per aprire il 2015. Una parola solo, crederci, credere in ciò che fate ragazze, perché in questo ciclismo nessuno ne regala niente, quindi convinte, avanti. Angelo Lecchi, ex professionista, qui a rappresentare uno dei brand di maggior prestigio e rilievo nel mondo delle due ruote. Parliamo ovviamente di Bianchi, che rientra nel mondo del ciclismo femminile pedalato. Dal 2006 ad oggi, un periodo di assenza, avete scelto la porta principale per ripresentarvi. Rossella Ratto e le sue compagne di squadra, il progetto di Edita Puccinskite. Davvero ingredienti stupendi per un progetto che davvero ha tutte le carte in regola per fare bene. Sì, esatto, è qualche anno che siamo rimasti un po' alla finestra del mondo femminile, ma questa scelta è stata voluta in maniera veramente forte dall'azienda, quindi vogliamo rientrare nel mondo femminile perché lo merita, è un mondo sicuramente interessante, in crescita, di grande visibilità e quindi abbiamo raggiunto questo accordo con il team Giussfredi IMPA a dicembre e niente, siamo qua pronti, il team è di tutto rilievo, quindi le ragazze sicuramente si faranno valere e insomma ci ripresentiamo nel mondo femminile con tutte le carte in regola per essere protagonisti. Ma vi è da dire, Angelo, che dove Bianchi decide di investire fa sempre centro, perché nel mondo professionistico maschile e nel mondo femminile, dove ha fornito le proprie biciclette, dove ha fornito il proprio know-how, le proprie conoscenze, ha sempre ottenuto grandi successi. Sì, sicuramente la Bianchi è una storia incredibile di vittorie. Se andiamo a guardare il palmarès delle vittorie è iniziato 130 anni fa, tra l'altro siamo proprio nel 130° anniversario della nascita dell'azienda Bianchi e ovviamente il mondo delle corse fa parte dell'azienda da sempre. Abbiamo deciso di dare il meglio dei nostri prodotti alle ragazze e quindi correranno con il prodotto top di gamma, ovvero la Oltre XR2, la stessa bici che utilizza anche il Team Lotto, quindi il meglio dei nostri prodotti ovviamente per far sì che le ragazze possano dare il meglio e ottenere dei risultati importanti. E per non farvi mancare l'appuntamento con la storia avete aggiunto a questa denominazione tecnica della bicicletta questa velatura di storia di grande ciclismo, Dama Bianca, proprio per essere al centro del mondo femminile. Esatto, Dama Bianca sostanzialmente è la categoria delle nostre biciclette dedicate al mondo femminile, diciamo che c'è una grande storia dietro e insomma ci sembrava corretto dargli insomma quell'enfasi e quel tocco in più che meritava il prodotto, quindi a tutti gli effetti Dama Bianca è dedicato al mondo femminile, l'azienda ha deciso di investire molto nel mondo femminile, nei prodotti, quindi ci sarà sempre di più una gamma allargata, copriamo qualsiasi livello di prodotto e richiesta, dal top di gamma ovviamente che utilizzeranno le ragazze, l'Oltre XR2 all'Infinito, all'Intenso, a tutta la nostra gamma di prodotti che vendiamo nel mercato e che vengono utilizzati a livello competitivo. Strada, mountain bike, professionisti, tutto l'universo giovanile, ovunque si pedala c'è Bianchi. Assolutamente, abbiamo una squadra, oltre alla sponsorizzazione del team IMPA Bianchi Giussfredi, ovviamente la novità per il 2016,
abbiamo il team Lotto Jumbo, che è la squadra World Tour, abbiamo il team Bianchi TX Active, quindi la nostra squadra MTB, dove abbiamo Elite, abbiamo i leader, insomma i corridori di altissimo livello, e abbiamo anche i ragazzini, perché addirittura all'interno del team abbiamo dei giovanissimi, degli junior, quindi copriamo anche, cerchiamo di sviluppare quello che è il mondo giovanile, che è importante, che è il futuro dell'agonismo, ma anche di quello che è il nostro lavoro, ovvero vendere biciclette. E per chiudere parliamo di te, che da professionista hai già corso qui in Toscana con la maglia della Del Tongo, sei conosciuto in Toscana e guarda caso un po' per i corsi e ricorsi storici torni ancora in Toscana a sponsorizzare una squadra femminile. Sì, il mio debutto da professionista molti anni fa è stato fatto con la Del Tongo. Allora la Del Tongo era, tra virgolette, definiamolo uno squadrone, con Saronni, gli anni seguenti con Fonder, Cipollini, quindi la Toscana fa parte della mia storia, quindi ci ritorno sempre volentieri. In Toscana diciamo che il mondo della bici è molto sentito, l'agonismo, i team, le squadre, quindi è sempre bello ritornare. Marzia Niccoli, sindaco di Massa e Cozzile, piccola comunità ma dal cuore grande. Quando il cuore batte per il ciclismo nascono progetti belli come la IMPA Bianchi Giuffredi che oggi presentiamo. Sì, sono molto orgogliosa di questo progetto, che è importantissimo per il nostro comune, perché ci permette di portare Massa e Cozzile in Italia e nel mondo. Poi quando vediamo dei volontari che spendono così tante energie e credono in questi progetti, è sempre importantissimo per tutti, perché va a crescere una comunità. Giuseppe Bellandi, numero 1, diciamo così, usiamo un termine ciclistico, della città di Montecatini. È forse fin troppo facile parlare di ciclismo qui da voi, perché c'è tanta passione, c'è davvero una passione radicata per il mondo delle due ruote, e oggi qui a Montecatini teniamo un battesimo importante, la IMPA Bianchi Giuffredi, un top team femminile. Sì, ecco, sapete quanto questa città ama il ciclismo, quanto anch'io innegabilmente sono un appassionato delle due ruote. Detto questo, è bellissimo essere qui a inaugurare, a battezzare, diciamo, no, questa nuova avventura di questa nuova squadra. È una squadra importante, io conosco da sempre Dita, la cui storia è... E quando mi ha... la madrina di questa squadra, che ne ha partorito il progetto fin dalle origini. Esatto, e quando mi ha detto guarda vieni, si presenta, no? Che cos'è, cosa presenti? Ecco, allora sicuramente sono corso, mi fa piacere perché lo sport è bellissimo, le due ruote eccezionali, le ragazze sono veramente forti, il loro spettacolo è pari a quello dei maschietti, quindi è bellissimo essere qui e auguro a questa squadra IMPA Bianchi Giuffredi una bellissima avventura per la stagione che ci sarà, e magari poi a fine stagione ritrovarsi qui per dargli una targa, per premiarle per le vittorie che hanno conseguito. Viva! Marco Lucchi, quando la passione è forte, quando il progetto diventa realtà, quando il ciclismo è un amore forse di più, rieccovi ancora una volta protagonisti assoluti nel mondo femminile. Eravate già stati protagonisti con Rossella Ratto e la vostra Giuffredi 2 anni fa, ci riprovate adesso ma con un progetto decisamente più importante. IMPA Sottoli, Bianchi che vi affiancano, Edita Pucinskaite, Rossella Ratto che torna praticamente a casa sua, a Massa e Cozzile, a Vangile, e un gruppo di ragazze davvero allestito in maniera impeccabile. Non manca davvero nulla quest'anno per partire subito col piede giusto, per partire da grandi protagonisti. Direi di sì, hai raggruppato il tutto nella maniera ben precisa, perché questo progetto è nato proprio da un anno a questa parte, grazie anche all'interessamento di Mauro Scei, uno dei nostri sponsor maggiori, che lui ha creduto e crede in queste ragazze, in Rossella e tutto il resto. Dopodiché è venuto fuori tutto, si è scatenato tutto in un momento che io non riesco ancora a capire se è realtà o se è un sogno, perché con l'ingresso di Bianchi, che ci ha dato una spinta non indifferente, dei mezzi eccezionali, cioè l'ultimo modello che hanno loro in produzione, che più di così credo che non si poteva chiedere. Gli amici di Vangile ci siamo guardati in faccia all'inizio e abbiamo detto: che facciamo, cosa non facciamo? Si parte, si ritorna, si riva con Rossella, abbiamo avuto 2 anni splendidi con lei 3-4 anni fa, con gli europei, con il campionato a cronometro,
ci abbiamo creduto e ci crediamo. È un progetto che è a lunga gittata, perché lo sponsor sta facendo dei progetti non indifferenti fino al 2017, molto importanti, sia per il femminile che per il maschile. Che sia un progetto a lunga gittata, Marco, lo avevamo capito anche dal fatto che sono state scelte delle ragazze giovani, rendono estremamente futuribile questo gruppo, per cui pensare a oggi, organizzare bene oggi per raccogliere domani. Sì, certo, è una squadra costruita proprio per il futuro. Poi è una squadra che secondo me è stata costruita un po' con le atlete, proprio con le atlete in sé per sé. Chi stava bene in gruppo assieme si sono messe insieme. Non è che abbiamo preso delle ragazze così tanto per fare e poi dopo magari ci si può trovare dei problemi fra le ragazze. È un gruppo di amiche che si sono raggruppate nella Giuffredi Impa Bianchi. C'è un obiettivo, Marco, nel tuo cuore per fare davvero bene e dire siamo stati grandi in questo 2015 che sta per partire? Ma io obiettivi non ne ho, ti dico chiaramente la verità, non ne ho. Di onorare questa maglia, senz'altro. Io gli obiettivi li ho per le ragazze, spero per loro che riescano a farsi vedere, a vincere, ma non per me, per loro, perché come si dice, chi parte bene è a metà del lavoro, se si partisse bene sarei già contento. Ieri sono andato a provare le strade bianche, sono rimaste sbalordite veramente perché è un percorso fuori del mondo, duro, perché qualcuno ha detto non me l'aspettavo, la Roubaix forse siamo lì. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.